Zaia è un uomo che piace, cioè i veneti lo hanno misurato. I sondaggi dicono che sono pronti a dargli fiducia per i prossimi anni. Zaia ha bisogno di avere dei collaboratori suoi. Nel suo spazio di mediazione per le liste in regione tra Zaia e Tosi. A preannunciare uno storico della Lega della prima ora che ha rivestito diversi incarichi e che adesso sta concludendo la sua carriera politica come sindaco di Castelfranco. Luciano Dussin, oltre 20 anni nel movimento, tra le legislature a Roma, di vicende politiche ne ha viste e vissute e per questo ha ben chiaro come andrà a finire tra Tosi e Zaia. Zaia farà il presidente della regione, che l'ipotesi di formare un nuovo soggetto politico di Tosi purtroppo per lui non avrà seguito, perché creare un soggetto politico di centro ad oggi è tempo perso, perché c'è già Renzi che ha occupato quello spazio. Spiegato quindi il perché di questa sorta di lotta nella Lega per uomini, soprattutto alleanze. Porte chiuse a prescindere, nonostante le costanti aperture, soprattutto di Forza Italia, ultima ieri a Padova. Se uno è uomo di parola, quando continua a dire che non è possibile governare con chi al governo sta facendo danni, dopo non puoi per interesse particolare dire vabbè, dimentichiamoci quello che abbiamo detto e ci alleiamo con gli uomini di Alfano. No? La vedo molto dura ed è giusto che sia così. Per Dussin, Zaia sarà riconfermato governatore in nome di un progetto politico che riesca a cambiare questi numeri. Nel Veneto abbiamo 20 miliardi di differenziale fiscale ogni anno, come la stessa cifra ce l'ha l'Emilia Romagna e 60 miliardi l'anno partono dalla Lombardia per mantenere il resto del paese. Bene, nel Veneto con questi 20 miliardi di differenziale fiscale, se facciamo diviso 5 milioni di veneti, sono 4 mila euro a testa che se ne vanno ogni anno. Castelfranco Veneto con 35 mila abitanti perde 140 milioni di euro l'anno, vuol dire che ci portano via 4 volte il bilancio che gestiamo adesso.